Bene ragazzi, rieccoci qui con The Last of Us Remastered, sempre con la nostra cara vecchia PS4. Allora andiamo avanti. Oh, qua. Carichiamo. Ah, devo andare su, devo andare giù. Devo andare su perché è l'ultimo piano, ho detto. Qui c'è qualcosa da rancurare. No, niente. Allora, su. Qui c'è qualcosa. No, niente. Sesto piano. 28 aprile. Ah, devo... 28 aprile. Marlene aveva ragione. L'infezione della ragazza è diversa dalle altre. Le cause della sua immunità restano ignote. Come rilevato in tutti i casi precedenti, i titoli antigenici del Cordyceps presente nella paziente restano elevati, tanto nel siero quanto nel liquido cefalorachidiano. Le emocolture prelevate dalla ragazza mostrano una crescita rapida del Cordyceps in terreni di coltura fungini. Tuttavia la conta e la concentrazione di globuli bianchi rientrano nella norma. Non si registrano innalzamenti delle citochine proinfiammatorie e una risonanza magnetica al cervello non mostra tracce di crescite fungine nella regione limbica, che nei pazienti infetti sono solite accompagnare i prodromi di un'aggressione. Dobbiamo riprodurre questo stato in condizioni di laboratorio. Stiamo per compiere una scoperta epocale, paragonabile a quella della penicillina. Dopo anni di tentativi infruttuosi, stiamo per raggiungere l'obiettivo. Possiamo cambiare le cose e restituire alla razza umana le redini del proprio destino. I sacrifici delle centinaia di uomini e donne che hanno dato tutto alla causa, persino la vita, non saranno inutili. Bene, bene, bene. Sono le 17:30 del 28 aprile. Ho appena parlato, anzi litigato con il nostro primario di chirurgia. Sembra non si possa estirpare il parassita senza uccidere l'ospite. Un modo carino per dire che dobbiamo ammazzare la ragazzina. Hanno chiesto la mia autorizzazione. Gli esperimenti sono sempre più impegnativi. Sono esausta. E voglio soltanto che questa storia finisca. Per cui... facciamola finita. Ah, devono ammazzare la ragazza. I nastri sono sempre al massimo. Io direi di fare... Cioè abbiamo questo sempre al massimo. Non possiamo- Ma va bene, amen. Ah, una forbice. Un pezzo di forbice. No, non ne abbiamo a sufficienza. Cosa si può andare dentro? Ah, Va bene. abbiamo fatto una bella scorta. Possiamo farlo? O facciamo il coltello? No, io direi di fare questo.
Ah, la piastrina delle luci. Brionni Stewart Seum 000304. Cerchiamo bene. Qui non c'è niente. Qui siamo arrivati in fondo, non c'è niente. Acqua forte. Qua mi sa che ci stiamo preparando per qualcosa di grosso. Diario di Marlina. Un bel papiro. Vabbè, pian piano lo leggiamo tutto allora. 15 marzo, abbiamo finalmente oltrepassato il confine dello Utah. Un paio di giorni saremo di nuovo con gli altri. Oggi il morale del gruppo che mi preoccupava sin dalle morte del Greg e Tania la settimana scorsa è decisamente migliorato. È bello sentirli ridere ancora. Robin è venuta da me e mi ha detto siamo sicuri di te. Siamo sicuro con te, grazie Marlina. Un piccolo gesto che ne avevo di bisogno. 23 marzo, Ellie non ce l'ha fatta. Noi siamo all'ospedale, non ci sono stati parecchi festeggiamenti, almeno da parte degli altri. Immagino siano contenti di vedere i loro vecchi amici. Erano più di 10 anni che non vedevamo alcuni di questi ragazzi. Dopo che mi hanno dato le notizie non sono riuscita a mangiare, non potevo parlare con nessuno. Dovrei essere contenta anche solo di essere viva, ma ora come ora voglio solo chiudere gli occhi per un po'. 24 marzo. Mi guardano e io so cosa pensano e siamo solo un mucchio di incompetenti. Cosa dovevamo fare? Pensavo che sarei morta all'interno del battaglione di Boston, dove la caccia via gli uomini, doveva portare via la città. Come facevo a sapere delle scorte armate delle luci? Erano già morte? Porca puttana, mi ha preso il panico, alla fine mi sono ripresa decisamente in fretta e i miei uomini si sono rivelati più abili di quanto immaginassi. Alcuni sono sopravvissuti all'attacco dell'esercito. Avrei dovuto tenerla con me, invece l'ho consegnata a un paio di contrabbandieri. Ti ho deluso, Anna, ho deluso tutti noi, sono davvero un incompetente. 25 aprile. Non sopporto di parlare con nessuno di loro, non penso di poter sopportare i loro sguardi ancora a lungo, non posso restare qui. 28 aprile. Uno dei nostri spiegatori ha appena chiamato via radio, ha visto un uomo e una ragazzina che entravano in un tunnel del capolinea del bus. Crede che lei avesse i capelli rossi ma non è sicuro, e se fosse lei, smettila Marlina. La squadra di ricognizione sta per uscire, andrò con loro. 28 aprile. Si va, se perdete nell'oscurità cercate le luci. Evviva, sto facendo i testi su di lei proprio ora. Non capisco se sono eccitata, spaventata o solo nervosa. So solo che le mie mani tremano, non voglio saperne di smettere. Bene, ma devo ammazzarla, è mica proprio il massimo. Sì, ci siamo. Arrivo, Ellie. Non so se c'è qualcosa qua in fondo, ma
Ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5. Devo cambiare strategia. Sta qua non va bene. Dove mi fa partire? Da qui. Merda, hai visto? Che cazzo è stato? Cerco qui fuori. Tu, guarda là sotto. Non lasciate che raggiunga la ragazza! Sta fermo. Intanto diamoci un'altra curatina.
Riusciamo a farne un altro? No. Ehi, dividiamoci. C'è niente. Niente. Tu hai visto qualcosa? Io cerco qui. Ragazzi, andate a vedere laggiù. Beh, Niente. E tu? io cerco qui fuori. Ragazzi, andate a vedere laggiù. Forza, fatti vedere. Ti ho ucciso Pietra. Oh, che bravo che sono stato. Sono stato più che bravo, direi. In giro non c'è più niente. Qua non mi hanno lasciato niente. Forza. Mi farà guadagnare tempo. Ehi, Anna. È da un po' di tempo che non parliamo. Io ho autorizzato l'operazione chirurgica. Non che avessi altra scelta. La richiesta era una pura formalità. Ma devi sapere che per tutti questi anni ho sempre mantenuto la promessa. Nonostante le responsabilità del mio ruolo, mi sono sempre presa cura di lei. Avrei fatto qualunque cosa per lei, ma poi... Ecco che capita l'opportunità di salvare tutti. Tutti noi. Era questo il nostro obiettivo. Il tuo obiettivo. Mi hanno chiesto di uccidere il contrabbandiere. Non ucciderò l'unica persona qui dentro che può comprendere il peso della mia scelta. Forse lui potrà perdonarmi. Oh, quanto mi manchi, Anna. Tua figlia ti raggiungerà presto. Cristo santo. Dottore! Cosa ci fai qui dentro? Non te la lascerò prendere. È il nostro futuro. Non avvicinarti. Schifoso animale! Cari, chiudi il becco. Forza, piccola. Ti tengo.
Torna indietro! La porta verso pediatria, venite qua su. Ho sbagliato strada. Andiamo. Dio, da che parte? È tutto ok. Tutto ok. Ho detto indietro! Dai, dai, fermo! Non puoi salvarla. Anche se la porti via, e poi... Quanto ci vorrà prima che dei clicker la facciano a pezzi? Sempre che qualcuno prima non la stupri e la uccida. Non sta a te deciderlo. È quello che vorrebbe lei. E lo sai bene. Ascolta. Puoi ancora fare la cosa giusta. Non sentirà niente. Ah, è riuscito a Cosa ho addosso? Non ti agitare. L'effetto delle medicine passerà. Che è successo? Abbiamo trovato le luci. A quanto pare c'è un sacco di gente come te, Ellie. Persone immuni, a dozzini addirittura. E non è servito proprio a niente. Hanno anche... hanno smesso di cercare una cura. Torniamo a casa. Mi spiace. Aspetta. Lasciami andare. Ti prego. La inseguiresti. Parole sacrosante, niente da dire. Sembra ci si muova. Da qui dovrebbe essere tutta dritta. Perfetto. Andiamo Non quindi. male, vero? Sì. Si può tornare indietro? Sì, fino a lì sì, si può tornare indietro.
che bel paesaggio. Ah no, non è... Perfetto. Occhio alla testa quando entri. Ok, ci sono. Comincio a sentire i miei anni. Abbiamo fatto un girato nel Non bosco. so se ti ho mai detto che io e Sara facevamo spesso escursioni come questa. Era in gamba. Faticavo a starle dietro. Sì. Stupendo. Ah, un fumetto. Numero 14, singolarità. I viaggiatori sono stati fermati. Per ora il coraggioso piano di Daniele e la sua apparentemente miracolosa fuga verso casa danno resa una figura ispiratrice per l'ultima guardia. Il sacrificio del capitano Ryan ha fatto di lui un martire, un'illusione che Daniela non sfatterà, per quanto riuscirà a mantenere segreto quello che è accaduto realmente. Ehi. Guarda laggiù. Ci siamo quasi. Ormai siamo vicini. Ok, ti tengo. Ok, andiamo. Aspetta. Là a Boston. Quando mi hanno morsa. E non ero sola. C'era anche la mia migliore amica. Ed è stata morsa anche lei. Non sapevamo cosa fare. E allora... lei ha detto... aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. Ellie, Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. E poi Sam. tu non hai nessuna colpa. No, non hai capito. Ho dovuto lottare a lungo per sopravvivere. E non... qualunque cosa accada, continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentir dire ora, però... Giuramelo. Giurami che tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Lo giuro. Ok. Bene signori, ecco qua, siamo arrivati alla fine di The Last of Us. Dire che a me è piaciuto parecchio, perché per me è stato molto molto bello. Una bella storia, delle belle scene, e che dire, adesso ci tocca fare anche il secondo, per forza, non abbiamo tante alternative. Ecco,
Nel frattempo vi ricordo sempre... Ah, salta filmato. Oh, abbiamo vinto con trofeo. Allora ragazzi, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere, in modo da far crescere a me serie canali. Non vi costa niente e a me dà un grandissimo, enorme supporto. Basta un clic e attivate tutte le notifiche con le campanellina. Inoltre vi ricordo che a breve ci saranno dei cambiamenti. Non vi dico nient'altro. Ci saranno dei piccoli cambiamenti che miglioreranno tutto. Come sempre vi ringrazio ancora per la visualizzazione. A presto da Joker Gaming.